Raffaele Padrone, vice segretario della UGL FSP Polizia, ben ritrovato anche a lei. Grazie. Allora, al di là del dato politico, dal nuovo governo lei cosa si aspetta sul fronte soprattutto della sicurezza, ma ancora di più della dignità di chi indossa la divisa? Beh, io voglio ricordare a questi signori, adesso ci sarà un mix, una corsa alla sistemazione, però chi sia seduto lì, a loro voglio ricordare che nei loro programmi hanno parlato di sicurezza. E quindi se devono parlare di sicurezza è meglio ricordare alcune cose, come ad esempio che la nostra provincia, la nostra regione è sotto organico, la questura di Pordenone sarà declassata, questi sono i rumors, perché ormai anche se siamo riusciti sicuramente con una lotta sindacale, di tutte le sigle sindacali, ma soprattutto quelle maggioritarie, io ci ho messo direttamente la faccia nel scriverlo, nel dirlo, nel gridare al Dipartimento che Pordenone stava veramente arrivando al collasso. Molto probabilmente, ripeto, alcune persone, penso un numero di 10, 11, 12 persone forse potranno arrivare a Pordenone. Sappiamo comunque che tra 31 dicembre appena passato e giugno saranno altre 16-17 persone che se ne andranno, che se ne sono andate, 6 se ne andranno adesso, quindi la situazione non è il miglioramento, perché magari gente più giovane, tra virgolette, perché sempre di 40 anni si tratta, potranno giungere a Pordenone, così a Udine, così a Trieste, così nelle zone di confine. Quindi è meglio ricordare queste cose ai signori che sono seduti là, ma che andranno a sedersi là, ma che hanno parlato nei loro programmi di sicurezza, perché parlare, inventarsi arruolamenti, non arruolamenti, è meglio ricordare che le forze dell'ordine, comprese l'Arma dei Carabinieri, ma il comparto sicurezza, ha 45.000 uomini in meno, quindi è meglio ricordare che ci sono città dove la gente non può uscire più di casa dopo una certa ora, dove domani con la festa della donna si ricordano le violenze sulle donne. Meglio ricordare a questi soggetti, a questi personaggi, che esiste un problema anche di leggi, ovvero di leggi speciali che permettono alla polizia di agire in una determinata maniera, non dovendo poi ricorrere a pagarsi un avvocato per andare, per giustificare l'operato dell'operatore della polizia. Bisogna ricordare a questi signori che quando si va in piazza non si può andare mascherati, non si può andare con i caschi indossati, non si può andare con i gommoni, con le bombe per ferire. Bisogna ricordare a queste persone quello che abbiamo chiesto, cioè ovvero di introdurre il reato di piazza per il terrorismo. Quindi chiunque durante una manifestazione colpisce un appartenente alle forze dell'ordine con oggetti contundenti, insomma ferisce gravemente la persona, venga trattato come terrorista, perché questi sono terroristi. Senta, Padrone, queste sono le cose da ricordare. Un'ultima battuta. Dal punto di vista delle percentuali, hanno perso i cosiddetti buonisti, quelli che hanno applicato o vorrebbero applicare ancora una politica di buonismo nei confronti di chi non ha diritto a rimanere sul nostro territorio, ma soprattutto di chi delinque. Hanno vinto invece delle persone o delle coalizioni che invece hanno diciamo così, fatto un pressing, facciamo subito l'espulsione di chi non ha diritto, mettiamo appunto il reato della legittima difesa, lo modifichiamo. Ma benissimo. La gente si era stufata, secondo lei? Si è stufata di questo modus operandi? I dati di fatto, no? La percentuale dimostra che la gente si è stufata, mai nessuno è andato a votare con queste percentuali. È ovvio ed è chiaro, magari ci sono anche i voti di protesta, però la gente si è stufata. Ma quello che dico, adesso bisogna applicare queste cose. Queste cose facevano parte di questi progetti. Oggi non è possibile espellere nessuno, oggi non è possibile mandare via nessuno, perché appena una persona viene presa, arriva nel territorio, sappiamo quali sono gli accordi internazionali che non sono mai stati rispettati, e questo era un cavallo di battaglia della Lega, di prendere e rispedire via la gente, ma sono mancanti gli accordi internazionali, quindi la gente arrivava. Oggi in effetti ancora i poliziotti vanno sui posti di sbarco in Sicilia e nella Puglia per
contrastare questo fenomeno, comunque la gente sta continuando ad arrivare anche in questi giorni. Mi raccomando, perché effettivamente se non ci sono le leggi per rispedire a casa queste persone, con i ricorsi dall'Italia non va via più nessuno. Ci vediamo in settimana Grazie o a voi. addirittura la settimana prossima. Grazie a Raffaele Padrone, ve lo ricordo, vice segretario della UGL FSP Polizia. Serie di furti a cavallo delle province di Udine e Gorizia.